Al via il campionato di eccellenza siciliana, si parte con un match caldissimo allo stadio Giovanni Brucoleri di Favara e Pro Favara contro Canicattì, la formazione del neotecnico Pippo Romano che in settimana ha sostituito Nicolò Terranova sulla panchina biancorossa dopo la cocente delusione dello scorso anno con la possibilità di promozione in Serie D, sciupata all'ultimo nella finale playoff contro il Biancavilla e quella più recente dell'eliminazione in Coppa contro la San Cataldese. Vuole partire con la nuova stagione al meglio di fronte a un Pro Favara che può contare anche sull'aiuto dei tanti tifosi che stanno scaldando il clima sulle tribune. Sceglie un 4-3-3 mister Pippo Romano con Prisco tra i pali, difesa a 4 formata da Fiore, Attardo, Di Mercurio Tedesco, linea di centrocampo con Marinali, Vittorio Caronia e Federico, tridente d'attacco con Taormina, Calabrese e Angelo Caronia. Prima occasione di marca Racinara al quarto minuto di gioco con il tentativo di Angelo Caronia che però risulta centrale. Un minuto più tardi per i padroni di casa risponde Cordaro, anche in questo caso il sinistro del numero 10 è centrale, è facilmente parabile da Prisco. 16° minuto, cross dalla destra di Fiore, l'uscita imperfetta di Chimenti, non ne approfitta però ancora una volta Angelo Caronia che con il colpo di testa manda al lato sciupando una grande occasione. 3 minuti più tardi ancora cross dalla destra di Fiore, questa volta pallone indirizzato a Calabrese che non riesce però ad avvitarsi, si rimane sullo 0-0 al 21°. Ci provano nuovamente i padroni di casa con il tentativo di Wolain dalla distanza, ancora una volta centrale, nessun problema per Prisco, sempre Pro Favara in avanti al 28° minuto. Il tentativo di testa da parte di Contino anticipato da Caronia in calcio d'angolo, pochi squilli in questa prima frazione di gioco. Sul finale ci riprova ancora una volta Cordaro che però non riesce a impensierire Prisco, si va a riposo sul parziale di 0-0, ancora reti bianche e poche le emozioni fin qui. La ripresa inizia con una grande occasione in favore dei padroni di casa al 48°, calcio d'angolo battuto da Cordaro che pesca in area di rigore, Contino che riesce ad avvitarsi bene ma con il tentativo di testa manda il pallone al lato. 2 minuti più tardi occasionissima per il Canicattì che colpisce una traversa clamorosa, dagli sviluppi di un corner si avvita Taormina, pallone che carambola su King e colpisce il legno, occasione per l'1-0 per i Racinari che nel frattempo effettuano anche una sostituzione fuori Calabrese, dentro Malluzzo, padroni di casa che tornano a spingere in avanti al minuto 68 con il tentativo dalla distanza di Wolain completamente fuori misura. Minuto 75, calcio di punizione ancora per il Pro Favara alla battuta Alu centrale e in qualche modo Prisco riesce ad allontanare la sfera, poi completa il disimpegno la retroguardia del Canicattì, padroni di casa che sul finale provano a spingere sull'acceleratore alla ricerca del gol dell'1-0. Ci prova Cordaro con un interessante destro che rimbalza davanti all'estremo difensore dei Racinari che in qualche modo riesce a dire di no a Canicattì che ha una grande occasione al minuto 80 in ripartenza sull'asse Caronia-Taormina, il tocco del numero 11 è leggermente fuori misura, il compagno non può arrivarci, partita che sembra destinata a terminare per 0-0 ma all'81° Wolain da 25 metri lascia partire un siluro che buca i guantoni di Prisco e finisce in rete. Si sblocca il parziale a 9 minuti dalla fine. Il Pro Favara è riuscito a trovare il gol del vantaggio da riapprezzare più e più volte, lo splendido gol del numero 4 tra i padroni di casa con Prisco che nulla poteva, Canicattì che prova sul finale l'assalto alla porta di Chimenti senza però riuscire a impensierire la retroguardia avversaria. Ci prova ancora con un altro cambio mister Romano che getta nella mischia anche Cicero che prenderà il posto di Marinali ma non ci sarà più tempo. Triplice fischio del direttore di gara che manda dunque le squadre negli spogliatoi, seconda sconfitta consecutiva per il Canicattì che parte male il nuovo campionato di eccellenza siciliana. A noi non resta allora che salutarvi amici della Wii Sport e come sempre darvi appuntamento alla prossima.